Il corridore che vedete inquadrato è lo spagnolo Faustino Rupérez. Siamo nel gran finale del Giro di Lombardia 1982. I protagonisti hanno già messo alle spalle la Val d'Intelvi. Rupérez e Pons de Wolf guidano la corsa sul lungo lago verso Como. C'è ancora da affrontare la rampa del San Fermo. Ecco Rupérez ed ecco de Wolf. I due si voltano, alle spalle sentono arrivare gli inseguitori ed eccoli Beppe Saronni, campione del mondo, guida la caccia ai primi. Nella sua scia Contini. Ecco Contini, intravisto, poi tutti gli altri protagonisti che vanno a giocarsi nei chilometri conclusivi il successo nella prestigiosissima classica di chiusura. Dietro Contini c'è Roberto Visentini in maglia sammontana, poi lo svizzero Grezé, Kuiper, numero 1 vincitore l'anno prima, Petito, Emanuele Bombini, Pozzi, Baronchelli, Moser, Saronni e gli altri piombano su Rupérez e De Wolf. Ed è ancora una volta tutto da rifare. Eccoli all'attacco del San Fermo. Saronni guida, ma c'è un altro corridore che è andato all'assalto. Eccolo, è Grezé, lo svizzero dell'Asilo. Grezé attacca sul San Fermo. Saronni ancora una volta conduce in prima persona l'inseguimento. Campione del mondo a Goodwood, Beppe Saronni sente nell'aria la gran vittoria nella corsa di casa ed ecco invece Kuiper che parte. Siamo già in discesa. Saronni nella scia di Kuiper, ma non sono i primi, sono entrambi all'inseguimento di Roberto Visentini. Abilissimo discesista, Visentini è schizzato fuori dal gruppetto di testa scendendo dal San Fermo e guida ora la corsa con un centinaio di metri di vantaggio. Kuiper all'inseguimento con Saronni, dietro il gruppetto di Moser e degli altri. Questione di pochissimi secondi fra un corridore e l'altro, Giro di Lombardia, ancora tutto da decidere. Kuiper aveva vinto la corsa l'anno prima approfittando del clamoroso litigio in gara di Moser e di Saronni. Entrambi non volevano assumersi la responsabilità dell'inseguimento per il timore di favorire il rivale e Kuiper ha ringraziato ed è andato a vincere. Ecco Vandy, ecco Moser, Pascal Jules, gli inseguitori con Saronni di Roberto Visentini ed eccolo in azione, Roberto Visentini tutto solo lanciato verso il traguardo di Como, se n'è andato in discesa, discesista e cronoman di buon livello, Visentini pedala verso il successo, si volta, controlla il vantaggio, qui siamo già sul rettilineo d'arrivo, telecamere fisse che inquadrano lo sprint. Visentini ha una manciata di secondi di vantaggio, insiste nella sua azione, anche se avverte che alle spalle gli inseguitori stanno arrivando. Ultimo chilometro per Roberto. Ancora rettilineo d'arrivo. Ed eccoli. Saronni ha riportato il gruppo su Visentini assieme a Kuiper. Kuiper, Saronni, Moser, Jules, Baronchelli, Vandenbroek, Vandy, Grezé, Criquelion hanno ripreso Visentini e lanciano lo sprint. C'è ancora Kuiper davanti a tutti. In quella posizione è l'ideale apripista per un velocista di razza come Beppe Saronni, campione del mondo. Visentini ormai scivola in fondo al gruppo. Per un chilometro non ce l'ha fatta. Ed ecco la volata. Annunciata da un nugolo di auto e di moto del seguito, Beppe Saronni in fondo rettilineo è già primo davanti a tutti. Scatta sui pedali proprio come a Goodwood. Controlla gli avversari, alza il braccio e per Pascal Jules e Francesco Moser resta solo il piazzamento. Rivediamolo questo sprint.
Saronni a braccia alzata, Jules il francese secondo, poi Moser. Un grande trionfo per Beppe in maglia ridata.